Un bel pasticciotto a forma di cuore per questo San Valentino, che dite? Per la nostra rubrica Mie e di Francesca, ricette semplici per momenti speciali, riniziamo dopo tanto tempo con la ricetta per San Valentino. Ognuna di noi farà la sua versione. Io ho preparato questi qua. Sul suo profilo troverete la sua ricetta. Io ve la taggo sempre, ve la taggo in descrizione. Andate a vedere anche la sua ricetta per San Valentino. Questo pasticciotto qua è ripieno con savoiardi. Fatelo per me. Savoiardi, marmellata, frutti di bosco e crema pasticcera. Ma è buonissimo. Se non volete fare questi qua piccoli, ne fate un pure grande, vedete? Come preferite. Noi li andiamo a preparare. Andiamo. Come prima cosa ci prepariamo la crema pasticcera. Io ho messo acqua e buccia di limone e la faccio riscaldare. Per la crema che sto preparando è latte e limone, no, acqua e limone. Quindi è latte e limone. Tuorli, zucchero, una vaniglia, pasta di vaniglia, quello che preferite. Io ci aggiungo un po' di vaniglia bourbon. Mescoliamo. Qua ci sono amido di mais e farina. Niente, oggi è giornata di pasticci, cioè va bene così. Mescoliamo e vado a prendere il latte che si è riscaldato. Tolto la buccia di limone. Una volta che abbiamo mescolato bene, riporto sul fuoco e lo dobbiamo far cuocere. Ecco qua. Eccola pronta. Questa qua la lasciamo raffreddare. Per la nostra frolla, farina 00, zucchero, ho grattugiato un limone e ho fatto il burro a pezzettini. Così. E ci aggiungo un uovo e un pizzico di sale. Sale perché me lo dimentico sempre, cioè ma proprio se ce l'ho qua, io me lo preparo qua. Ecco qua, ho aggiunto anche l'uovo. Eccola pronta. A questo punto ci mettiamo il colorante rosso. Come colorante potete usare quello che preferite e con la dose vi regolate voi. E qui ce ne ho messo un po'. Eccola qua, lavorate un po' per prendere tutto il colore rosso. Questa qua io adesso la metto un po' qua, la copro e la faccio riposare una mezz'oretta. Prendiamo metà impasto, lo stendiamo così. Prendiamo dei birottini a piacere. Io ho questi qua a forma di cuore, non sono usati, solo che mi fissavano da tanto tempo nel cassetto. Io li apri dall'anno scorso che non ho fatto più niente e quindi ho detto: Maria, ma quando ti decidi? Prendiamo un po' e rivestiamo il nostro stampo così, vedete, quello là. In più, con la dose che vi do, facciamo un cuore così e 4 di questi qua piccolini. Io ci ho messo lo staccante prima di mettere la pasta frolla, non so se ve l'ho detto, non mi ricordo proprio la verità, voi mi perdonate. Adesso prendiamo un po' di liquore, prendiamo un po' di alchermes per bagnare, ma potete bagnare con limoncello, quello che avete, quello che preferite. Bagniamo il savoiardo e lo mettiamo qua.
così, vedete? Ecco qua. Ho aggiunto un po' di marmellata a frutti di bosco e ci metto la crema. Eccoli qua, con il resto della pasta frolla che c'è rimasta, li copriamo. Accendiamo il forno 180 gradi, statico ed in forno. Io in forno, ma voi non vi muovete che torno subito. 20-25 minuti e sono pronti. Li lasciamo raffreddare. Eccoli pronti. Quando si sono raffreddati, un po' di zucchero a velo e sono pronti.